E allora do il benvenuto in studio a Sergio Malara, direttore del consorzio Promo Vetro di Murano. Benvenuta all'Italia con voi. Grazie. Allora, direttore, abbiamo visto queste immagini sul vetro di Murano. La prima domanda è scontata. Che cosa significa oggi per Murano la lavorazione e la produzione di questo vetro artistico? Per Murano praticamente rappresenta tutto. Tutto. Perché da oltre 1000 anni, come anche il filmato ha riportato, l'isola di Murano, questa piccola isola della laguna di Venezia, è stata vocata per la lavorazione del vetro di Murano. Per cui da 1000 anni, che si può considerare quasi il primo distretto produttivo conosciuto, diciamo, a livello internazionale, mondiale, hanno concentrato, la Repubblica Serenissima ha concentrato tutte le vetrerie nell'isola di Murano. Per cui, come allora, anche oggi si lavora e si produce il vetro di Murano. E quanti artigiani lavorano a Murano? Allora, attualmente sono circa 150 le aziende che... Aziende però? Sì, aziende. Parliamo di aziende. Non di artigiani? No, diciamo che gli addetti nel settore sono circa 800-900, si sono ridotti nel corso degli anni. Però come aziende parliamo, e sono comunque aziende artigiane, perché la più grande ha intorno ai 20-30 addetti, per cui la media è sempre su di aziende praticamente familiari, per cui siamo sulla decina di persone. Quindi rispetto al passato nulla è cambiato, lei lo diceva prima, no? Come allora anche adesso. Sì, nel senso che come tipologie di lavorazioni si sono affinate, se ne sono sviluppate di altre, però anche gli stessi attrezzi sono rimasti, gli strumenti di lavoro sono rimasti gli stessi da 1000 anni. Ecco, ma visto che le attività artigiane purtroppo a volte sono calate, no? C'è stata una diminuzione anche nel vostro settore oppure, ripeto, tutto è rimasto invariato? No, diciamo che sono cambiate. Una volta c'erano forse meno aziende ma con molti più addetti. Nel corso degli anni, dovuto probabilmente anche al discorso della crisi, proprio dai mercati, cambiamenti e tutto quanto, adesso invece le aziende sono, diciamo, aumentate ma si sono parcellizzate, che era il discorso che dicevo prima, perché alla fine il numero degli artigiani si è diminuito, ma le aziende sono aumentate. Perché esistono molte aziende anche unipersonali, perché si sono sviluppate ad esempio tecniche come il vetro a lume, dove c'è addirittura un'azienda individuale, cioè un'unica persona che lavora. Una sola persona comunque a conduzione familiare, esatto, magari. Esatto. Senta, parlando di numeri, qual è l'indotto effettivamente che questa lavorazione porta a Murano, ovviamente? Allora, si calcola che siano circa 160 milioni, quello che è il fatturato annuo di questa nicchia di mercato di produzione. Ed è tra l'altro molte delle aziende di Murano però esportano, perché circa 66 milioni di fatturato, di euro di fatturato è destinato all'esportazione. E anche chiaramente al turismo, immagino, perché... Sì, al turismo, perché indubbiamente chi viene a Venezia non può prendere un oggetto di Murano. Per noi l'importante è che prenda per un oggetto realmente che viene realizzato a Murano. C'è tanta contraffazione nel vostro settore? C'è contraffazione. La qualità non può essere la stessa, diciamo. No, la qualità no, però c'è molta anche, chiamiamola concorrenza sleale, cioè c'è tanto vetro, però bisogna vedere quello che realmente è vetro di Murano. Infatti quello che noi chiamiamo Italian sounding, no? Di qualcosa che assomiglia, esatto, però non è. Esatto, perché lì poi dipende molto da come viene venduto, perché il vetro di Murano è conosciuto in tutto il mondo, però se uno va a vedere effettivamente quante sono le aziende, che produzione può fare Murano, insomma, la limitazione, cioè a livello di produzione invece i numeri sono anche molto più limitati. Insomma. Certo, contenuti, tra l'altro che io mi ricordo, insomma, anche sono oggetti costosi che costano proprio perché c'è una manodopera, Sì, generalmente già la fascia di prezzo può indicare insomma, se un prodotto arriva veramente dall'isola di Murano, però è anche vero che ci sono moltissime tecniche, come si diceva prima, di lavorazione a Murano e quindi anche di tipologie di prodotti, per cui anche ci sono prodotti varie di fasce. fascia di prezzo, perché ad esempio prima accennavo alle lavorazioni del lume, che sono quelli che in pratica lavorano con le bombole, con le canne di vetro, e lì per esempio possono realizzare delle perle, quindi degli oggetti di bigiotteria che quindi non potranno mai avere magari dei valori come prezzi di vendita equiparati a
o diciamo un lampadario piuttosto che una scultura, un vaso. Però ha questa caratteristica Murano, che ha una tipologia di prodotti dovuta anche a una tipologia di lavorazioni tecniche così variegata che non è neanche facile tutelarlo, ecco, mettiamola così. E questa, infatti, la domanda che volevo farle è proprio quali sono le maggiori difficoltà che avete oggi nel vostro settore? Ma diciamo per potenziarlo, ma anche per conservarlo. Sì, allora noi puntiamo molto come consorzio, perché l'abbiamo in gestione, su un marchio della Regione Veneto, cioè il marchio istituito per legge, un'etichetta, in realtà un marchio di garanzia che certifica che il prodotto è realizzato proprio nell'isola di Murano. Quindi istituito di legge, per cui è un marchio fondamentalmente pubblico e garantisce non solo il produttore quindi, ma anche il consumatore che viene acquistato un prodotto che realmente proviene dall'isola di Murano. Ah, certo. Ecco, ma questo prodotto è più apprezzato dal turismo italiano o dal turismo estero? Allora, dall'estero secondo me, per il semplice motivo che l'estero va alla ricerca del vero vetro di Murano, si informa di più forse, e infatti molte delle nostre aziende lavorano quasi esclusivamente con l'estero. Ah. E proprio il vetro Quindi di Murano, l'esportazione gioca considerevole. molto, è considerevole. Infatti quando c'è stato un po' di problemi a livello di mercati ne ha risentito, però l'abilità anche di Murano è di andare a cercare nuovi mercati di sbocco, però lavora molto con l'estero. Molte delle nostre aziende consorziate non lavorano neanche in ambito locale. Ecco, secondo lei qual è il punto di forza di questo artigianato, di questa produzione che abbiamo, siamo gli unici ad averla nel mondo, quindi? Secondo me è l'abilità, forse dovuta da 1000 anni di storia, di essere flessibili e in qualche maniera di adattarsi al momento. Cioè, anche vicino ai vostri clienti, perché si dice appunto che ci sono anche prodotti di fasce diverse, anche a livello di prezzo, vuol dire che voi siete attenti al cliente, alle sue esigenze. Murano, cambia. Se vogliamo, da una parte segue la moda, ma dall'altra parte contemporaneamente magari la detta, perché ultimamente soprattutto si lavora molto con architetti, con designer, che una volta non c'era questa sinergia, per cui si scoprono adesso anche nuovi prodotti, si sperimentano anche nuove, chiamiamole tecniche, o si affinano, per cui questa flessibilità e questa abilità proprio degli artigiani di Murano, tra l'altro in un'isola che noi chiamiamo sistema, cioè all'interno di quest'isola di pochi chilometri quadrati, avere anche 150 aziende che parlano di vetro, che si scambiano informazioni, e questo è sicuramente un valore aggiunto. Ecco, un'ultima considerazione prima di salutarla. Quale futuro vede per il vostro settore? Allora, io mi auguro un futuro roseo, nel senso che c'è stato per molti anni questo problema dettato appunto dai mercati, di questa crisi, che ha visto anche una riduzione di lavoratori, il cambiamento di queste aziende, però siamo anche molto fiduciosi, vediamo delle riprese anche in quest'ultimo anno, per cui mi auguro sicuramente un futuro roseo per Murano, che insomma ha resistito 1000 anni. Ci mancherebbe, insomma, glielo auguro, in bocca al lupo, grazie ancora a Sergio Malara per essere stato qui con noi all'Italia con voi.